A nome della cittadinanza e quindi a nome dell'Arengo, che qui vediamo inquadrato come simbolo fortissimo del nostro impegno, grazie naturalmente al professor Alberto Traven che l'ha fatto rinascere, ricordiamo le finalità che hanno tutti coloro i quali vivono nella nostra città, sull'esempio di Aquileia e quindi anche di Udine, che deve prendere esempio appunto dall'Aquileia, che si è sempre distinta per la difesa dei deboli, dei fragili e di tutti coloro i quali hanno sofferto, quindi contro la tirannide, contro coloro i quali sono prepotenti. Noi cittadini udinesi e naturalmente accanto a coloro i quali sono con noi, non solo di Udine però in rappresentanza di Udine, vogliamo ricordare il nostro massimo impegno a non considerare mai coloro i quali vogliono essere prepotenti, anzi a combattere l'ingiustizia e tutto ciò che è contro la verità, la pace, la luce. Proprio oggi nel giorno di San Giovanni vogliamo ricordare e trasmettere questo messaggio.